Il nuraghe Pisco è stato tra i primi monumenti nuragici ad essere indagati. Infatti i primi scavi vennero condotti nel 1860 ad opera del canonico Giovanni Spano. Ci vollero circa 120 anni prima che l'area venisse studiata nuovamente e rivalutata. You'll see the line that's drawn between good and bad. Il complesso, che è stato scavato tra il 1980 e il 1988 dal professor Vincenzo Santoni, si costituisce di un mastio centrale a cui vennero assemblate le torri B, C, D ed E, poste rispettivamente a nord-est, sud-est e le ultime due ad ovest. You've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been here. Presenta un cortile interno ed un antemurale che venne aggiunto successivamente. You'd better close your eyes. Bow your head. La fase ultima di frequentazione riguarda l'ampio insediamento che circonda il nuraghe polilobato, che è il residuo di un sistema cantonale molto più ampio che comprendeva diversi nuraghe attorno. Si accede al complesso, che è composto da rifinitissimi conci in marna calcarea, attraverso l'ingresso al bastione posto a sud-ovest e si penetra nel cortile a cielo aperto che cinge la torre A da occidente ad oriente. Il corridoio di accesso è marginato da due nicchie contrapposte e conduce al cortile, in cui si aprono gli ingressi al mastio A e alle torri secondarie C, D ed E, poste la prima a sud-est e la seconda e la terza entrambe ad ovest. Sulla sinistra, direttamente nella cortina, si trova una nicchia con pozzo. Si accede al mastio A attraverso un ingresso architravato e con finestrella di scarico orientato a sud-est. Il corridoio di luce trapezoidale, in cui in alcuni conci compaiono segni alfabetici della scrittura caratteristica dei popoli del mare, vede contrapposti a destra una nicchia e il vanoscala tamponato a sinistra e conduce alla sala voltata a Tolos che rimane scoperchiata negli ultimi filari. La resa architettonica e geometrica della sala è stupefacente, tanta è la rifinitura dei conci lastriformi disposti in filari rifiniti e perfettamente accostati, a creare soprattutto nell'andito una volta a carena di nave. L'accesso alla torre C è affrontato al mastio ed è sormontato da un architrave poderoso con finestrella di scarico. Tuttavia la torre, che è munita di feritoie, è residua scoperchiata. L'accesso alla torre D si presenta orientata a nord-est ed è semidistrutto come la torre stessa, mentre quello per la torre E, più piccola e quasi ellittica, si presenta orientata a sud-est, ancora integro e con architrave con finestrella di scarico. Alla torre B il professor Giovanni Lilliu presumeva si potesse accedere attraverso un corridoio che circonda il mastio, ancora da indagare.
dalle osservazioni aeree e satellitari svolte attorno al complesso, oltre al villaggio si evince la presenza di un antemurale con almeno 5 torri di cinta. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, taking toll. If you've been bad, Lord, I bet you have.